Bailar sin ti, pensar en ti. Yo solo tengo mi vida, me cansé de esperar tu amor, no quiero más que parar. Ciao, il mio nome è Antonio. Tutti i miei familiari mi chiamavano Nino. Sono nato il 22 gennaio del 1891 ad Ales, un paese della Sardegna, in provincia di Oristano. Cantar, ay, que amargo es mi canto de soledad. Del mar, como las del mar. Qualche anno più tardi, nel 1898, mi trasferisco a Ghilarza con tutta la mia famiglia. Sin ti, amor, y estar en paz. Cantar, che todos oigan mi canto. Ed è proprio lì, nella scuola elementare del paese, che inizio i miei primissimi studi. Yo solo tengo una vida, ya no puedo esperar. Ho ottenuto la licenza con il massimo dei voti. No quiero más que parar y ser como In seguito frequenterò il ginnasio comunale di Santo Lussurgio. Bailar sin ti, amor, y estar en paz. Cantar, ay, que amargo es mi canto de sol. E nel 1908 mi iscriverò nel liceo classico dei Tori di Cagliari. Leggere e studiare saranno una mia passione costante. Como las del mar, así es mi suspirar. Sin ti. Non sono alto per via di una malattia infettiva. Il mio corpo è rimasto minuto. Mi ricordo che il medico disse malattia di Potter, una forma di tubercolosi che colpisce le vertebre e la colonna, che non mi ha consentito di crescere come tutti gli altri bambini. Infatti non supererò mai 1,5 metri di altezza. Yo solo tengo una vida, ya no puedo esperar, no quiero más que parar. Mi piace tantissimo l'italiano e conoscere la natura. A volte catturo delle rane e delle lucertole. Mi piace osservarle.
attentamente per capire come la coda una volta mozzata possa ricrescere. Questa sora che di te pesi schitare e so certo sto ti impare sinché pesi in bonora se ricchezza furande in una maniera. Amo tanto andare per i boschi e per le pianure per osservare la natura e tutte le sue bellezze. O Sardigna, patria nostra, essa limba tan privato. Amo prendere degli appunti in un quaderno nel quale disegno e scrivo ciò che vivo e osservo dalla vita. Fatta ferra ferra, si su che lo fiti in terra, si lei inserrato. È proprio da una mia esperienza vissuta che nasce il racconto del riccio che voi tutti conoscete. Sardigna questa sora. È mia abitudine leggere e scrivere tantissimo. Aperì tromba e fuoco che non vale. Sono un bambino molto allegro, fantasioso e intelligente. A scuola il maestro mi dice che sono il primo della classe. Sos irlandesos, sos bascos, movievo sommine sardos. Studiare è molto importante. In un mio tema di quinta elementare ho spiegato che chi non studia in gioventù se ne pentirà amaramente nella vecchiaia. Sarò uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano. Per questo motivo Mussolini farà in modo che io venga ingiustamente processato e arrestato nel carcere di Turi, perché è considerato una mente pericolosa e di ostacolo al fascismo. Si schidare. Il 4 giugno del 1927 verrò accusato di attività cospirativa, istigazione alla guerra civile e incitamento all'odio di classe. Chi si aggraia e prosto stata che balla. Su chi oggi sa vita, sì oggi sa vita, morrungia su tempo di fura su spalla. Durante il processo il pubblico ministero dirà: bisogna impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni e così subirò questa ingiusta condanna 20 anni, 4 mesi e 5 giorni. In una lettera a mia madre spiegherò molto bene la mia condizione politica di carcerato. Non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. Dalla mia prigionia nasceranno pagine preziose di documenti manoscritti, quaderni e lettere dal carcere, secondo molti studiosi, opere di grande importanza, fonte di ispirazione e di conoscenza per le generazioni future. Chi si allevia più che una folla, chi si aggraia più stata che balla. Su chi oggi sa vita, sì oggi sa vita, morrunge su tempus di fura su spanto. Il 21 aprile 1937, per via del mio grave stato di salute, passerò dalla libertà condizionata alla piena libertà, ma è troppo tardi.
naturale, lasciando questo mondo grande e terribile, mia moglie Giulia e i miei figli Giuliano ed Elio. Chi si aggraia e presto stada che balla, su chi oggi c'è vita, sì oggi c'è vita, urrunge su te. Le mie ceneri verranno deposte nel cimitero cattolico di Roma. Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Chi si allevia perché una volla, chi si aggraia presto stada che balla, su chi oggi c'è vita, sì oggi c'è vita, morrungia su tempo di furia sospanto, dessa mano spillo azzendi in sapingia, desso sturro d'enciogai dessa terra, e t'andata varrai, e t'andata varrai, e te sia su cinicio no seu bonanai, mancai. Che si faccia sul mondo tutta per cantare.